Ecco, dunque avete capito il sostegno agli impiegati di Corso Matin. Sapete tutti che il Sole Quotidiano oggi, ma io mica da spiegare come è aspettato, soprattutto un domeggio Campagnoli, il giornale, la gente aspetta un giornale. Dunque, ciò che in conto sta per qui è un leggo, come da aspetta a sera a settori di violare l'informazione. E così. Ci vuole di noi appena in conto il fatto che c'è 200 persone che lavorano per questa impresa qui. Ci vuole di noi appena in conto il fatto che dopo il 30 novembre la società di stampa, la Provence SA, è l'unico azionario di Corso Matin. Ci abbiamo in conto di noi il fatto che questo gruppo qui, questa società, è stata avviata a mano a 89% da un poveretto Bernard Tapie. E questa persona, questa società, sono in liquidazione dopo aprile 2020, ad quasi 2 anni. Ciò è considerato noi che quelli che sono anni in conseguenza di debiti che sono stati creati, cercano di recuperare i suoi soldi. Cioè capisce che è una parte da noi che si può prendere in conto 400 milioni, non sono mica nulla. Dunque c'è questo problema qui. Prendendo in conto da noi che i personali sono quieti, tutti i sindacati, i giornalisti, i sindacati come FO, OSTC, CGT, le società di Corso Presse, Corso Matin Publicité, Corso Distribution, sono quieti e già ne fatta sapere. E poi ci abbiamo in conto da noi il fatto che sta gente qui campano in Corsica, campano in Ajaccio, in Bastia, in Altro, e 200 impieghi, capite bene che in situazione d'oggi è quantunque un problema maggiore. E poi ha detto agli impiegati ci sono i famiglie. Considerando da noi che il giudice, commissario del Tribunale di Commercio di Bobigny, ha aperto l'offerta di NGG Press, holding di Xavier Niel e dell'armatore CMA CGM, conosciamo un poco, presieduto da Christophe Saadé, qui sono mica troppo conosciuto, ma deve essere che sia un capezzone di finanze per comprare l'89% di un gruppo La Provence. Considerando da noi che questi personali sono in situazione, hanno diritto di pigliare
in conto il fatto che ci vuole argomentare e discutere in cui lui i candidati per fare in maniera che gli impieghi possano essere mantenuti e che le imprese da noi siano pigliate in conto in un vero progetto economico ma anche sociale. Considerando da noi che il fatto di sostegno il quotidiano è quantunque un affare maggiore concernendo l'informazione per la popolazione corsa e soprattutto per la democrazia. Dunque vi propongo alla nostra Assemblea di prendere in conto il leggo in cui i quotidiani di stampa, scritti tutti, annunziano il nostro territorio isolano, di sostenere i 200 impiegati di Cosmatin e le 3 società, di sostenere la demarcia degli impiegati delle organizzazioni sindacali per permettere di poter accedere ai cartolari e di compra presentate per quelli che vogliono ripigliare queste società. Domanda al Tribunale di Commercio di Bobigny di prendere in conto l'offerta che presenta le più buone garanzie necessarie al mantenimento di 200 impieghi in corsa e gli permetta a queste imprese che hanno aumentato di potersi mantenere e campare. Eccoti.